Signora Pasqua, per lei le Olimpiadi non sono una sorpresa, nel senso che a Cortina nel 56 lei c'era Certo, e lo può dire. Com'è certo, stata quella volta? una cosa meravigliosa. Da San Giacomo andare a Cortina era come andare in America, Si ricorda il viaggio, come avete viaggiato, con che mezzi? con una corriera senza riscaldamento, con le banche di legno, che i pantaloni erano appiccicati nel legno. Ghiacciati eravamo. Quando siete arrivati su, com'è stato l'impatto, l'incontro con Cortina? Una meraviglia che non si sapeva dove guardare. Era la prima volta per voi a Cortina? Sì, cara, sì, sì, sì. Quali sono gli aspetti che avete guardato per primo? Tipo, lei mi raccontava anche della pista da bob. Ferma. Prima della pista da bob abbiamo guardato il trampolino, che era una cosa che non si aveva mai vista, che meravigliosa. Dopo siamo andati in centro, siamo andati a bere qualcosa, non dico altro, e poi siamo andati a vedere la pista del bob e siamo andati tutti a scivolone seduti e avanti, tutta la corriera dopo la pista del bob. Lei mi diceva che avete anche incontrato dei campioni. Sì, certo. E se corria Drio perché ne fece spiegazzi in tentantin de carta, E com'è andata però? Questi autografi? è stati buttati via perché era in sitorou e non sapessi cosa fare di quel tocche de carta. Però gli era meravigliosi, bei come il sol. Ci diceva che però quegli anni erano poche le donne che facevano. Sì, sì, sì. Quindi oggi vedere le tante donne che gareggiano, che impressione le fa? Adesso è tutta un'altra roba, le cambia il mondo, fiol. Le cambia il mondo completo. Non le pi come una volta. E ben così, insomma. Lei diceva che comunque guarda le Olimpiadi, sta guardando le gare. Certo, certo. Le viene da fare il confronto tra Cortina 2026 e Cortina 1956? Oddio, non è come adesso che mi ricorda ben. Adesso è tutta un'altra roba, perché te vede il vial, te vede questo, te vede che altro. Sì e no che mi ricorda il vial che a volta, perché le passati 70 anni e, e poi dopo si è andati su e si era tutti straviati, non era che si guardasse al puntin su lì come adesso. Quindi ripensando all'esperienza, Una meraviglia, una meraviglia. se potesse tornerebbe. Certo, certo, ma altro che ormai sono venuta vecchia, cammina poco e basta, ecco. Un ricordo che ancora oggi, o comunque fino a qualche anno fa, tra amici ancora vi ricordavate. Sì, 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 sì. Ogni volta che si vedeva, si ricordava, ti ricordi Cortina, ti ricordi? Mm.